Con Ramiro Torres, questo 2-1 del Bassano qui al Pala Ferrarini, il tuo gol purtroppo questa sera non è bastato a far tornare i Braganze a fare punti, no? Buonasera, no, purtroppo no, avevamo bisogno dei 3 punti, non è arrivato e mi dispiace tanto, però continuiamo così che penso che arriverà, no? Sabato prossimo lo scontro salvezza di Giovinazzo non sarà decisivo perché ci sarà comunque la post season nei play-out. È ovvio che andare a Giovinazzo, assaggiare il terreno, perché comunque ci tornerete in quella che sarà probabilmente la sfida decisiva per la salvezza, è importante che vi prepariate bene questa settimana e che crediate in quello che fate, perché anche stasera avete lottato per 50 minuti. Sì, come hai detto tu, non è decisivo, però è importante, sono 3 punti che non serve più avanti, dobbiamo andare là con fiducia che dobbiamo portare 3 punti che penso che è lo meglio per noi, no? Come valuti la tua prestazione? Era difficile giocare contro questo Bassano che vi pressava alto, ma siete riusciti a trovare le contromisure, anche se è stato obiettivamente complicato, perché Bassano è una squadra in questo momento in forma. Sì, è stata una partita molto fisica e noi purtroppo abbiamo Facu che si è stirato, sta male e niente. Speriamo di recuperarlo per sabato. Ovvio, speriamo e niente, abbiamo poco cambio. Ha fatto bene Pietro, Pietro Agostini ha giocato bene, sì, no? Sì, lui ha visto molto bene e questo aiuta la squadra e sono contento per lui anche. Bene, allora forza Ramiro, una settimana di lavoro e poi a Giovinazzo a mostrare quello che sapete fare. Grazie Ramiro. Ciao.